siamo tornati in diretta come annunciato con l'approfondimento della CGIL. Parliamo perché è il periodo dell'anno che ce lo richiede di scadenze fiscali. Lo facciamo insieme a Monica Giomo, amministratrice delegata di CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso. Ben ritrovata Monica. Buongiorno Francesca. E buongiorno, grazie per essere con noi anche a Sara Franchetto, responsabile fiscale provinciale di CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso. Ben ritrovata Sara. Allora, iniziamo subito, Monica, parlando appunto della campagna fiscale per fare un po' un bilancio. Prima ricordo, grazie alla regia, 0422 1628 332 per intervenire in diretta e fare domande sul tema della puntata di oggi. Allora, come sta andando? Che carico di lavoro che sappiamo essere ormai abituale in questo periodo? Allora sì, con il 20 aprile noi di fatto siamo partiti con quel periodo dell'anno che ci vede appunto impegnati nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Noi abbiamo tra virgolette anche la fortuna di incontrare, seppur appunto il periodo sia in effetti, non possiamo negarlo, molto carico dal punto di vista degli orari, comunque lo stress inteso come carico di tensione per poter gestire naturalmente al meglio tutti gli appuntamenti e tutte le prenotazioni che abbiamo in calendario. Abbiamo, come dicevo, la fortuna di interfacciarci con cittadini e cittadine iscritti o meno al sindacato, non importa, che ci mettono in risalto un po' anche quello che è la situazione, se vogliamo anche economica, perché il fatto di poter vedere la loro situazione reddituale, seppur fotografa comunque l'annualità precedente, perché sappiamo che la dichiarazione dei redditi, il meccanismo qui in Italia vuole che noi andiamo nell'anno successivo a dichiarare tutto ciò che appunto abbiamo portato nelle nostre casse familiari come redditi e tutto ciò che abbiamo speso nell'anno precedente. Questo ci mette in luce da un lato sì un leggero aumento di quelle che possono essere anche le retribuzioni, se vogliamo, annuali, dato anche il grosso lavoro che comunque è stato portato avanti per i rinnovi dei contratti, e quindi da un lato abbiamo sì l'aumento salariale, però nel contempo vediamo che chiaramente l'inflazione, e lo sappiamo e lo tocchiamo con mano ogni qualvolta magari comunque andiamo a fare degli acquisti anche banalmente al supermercato o a fare la spesa, vediamo che chiaramente l'inflazione che è andata salendo va a erodere quello che può essere l'aumento che attraverso i salari abbiamo portato a casa. Quindi ci rendiamo conto un po' anche di quello che è l'andamento della situazione in cui i lavoratori e i pensionati comunque vivono. Noi appunto siamo partiti in questo periodo e la nostra attività appunto consiste nell'aiutare i cittadini a gestire questo adempimento fiscale annuale che di fatto per noi appunto è partito a metà di aprile e che l'agenzia ci consente di svolgere fino al 30 di settembre. Poi ricordiamo naturalmente che chi non usufruisce per, tra virgolette, scelta propria o perché i propri redditi non consentono l'utilizzo di questa formula di dichiarazione dei redditi può tranquillamente presentare il modello redditi persone fisiche fino a fine ottobre. Cosa dire? Noi siamo chiaramente aperti dal lunedì al venerdì, le nostre prenotazioni possono essere gestite attraverso i canali più comodi, quindi dal numero di telefono 0422 40 91 tasto 2, ma anche semplicemente inviando una mail all'indirizzo che eventualmente si trova esposto. Mostriamo la slide, chiedo alla regia dove ci sono tutti i riferimenti appunto per queste grazie alla regia. Perfetto, anche semplicemente una mail perché comprendiamo che a volte il sovraccarico di chiamate in entrata fa sì che magari uno provi, però magari le linee appunto sono tutte occupate, quindi anche inviando una semplice mail i nostri operatori poi provvederanno chiaramente a ricontattare la persona e a
fare in modo insomma di fissare e prenotare la propria prenotazione. Una cosa importante è anche il nostro sito. Noi abbiamo un sito che appunto è a disposizione di chiunque abbia piacere, che è www.cgltreviso.it, e al suo interno potete trovare tutta una serie di informazioni utili sia in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi, ma anche a tutta una serie di servizi che il CAF comunque eroga, perché appunto il CAF non fa solo dichiarazione dei redditi, ma si occupa, giusto per eventualmente insomma elencare un attimo velocemente ciò che facciamo insomma abitudinariamente e nel corso di tutto l'anno, possiamo elaborare e occuparci naturalmente di chi deve assumere una colf e una badante, ad esempio, o chi ha bisogno di avere un amministratore di sostegno perché non è nella facoltà di gestire le proprie insomma azioni quotidiane. Ci occupiamo di successioni, di pratiche di successione, ci occupiamo di tutti coloro i quali hanno non un contratto di lavoro diretto, ma hanno o bisogno oppure gli viene richiesto di aprire una partita IVA, e ci occupiamo di tutto quel mondo insomma di servizi, a parte l'ISEE naturalmente, che non ce lo dimentichiamo perché quello ormai è una, diciamo, si affianca a quello che è appunto l'attività principale, che sono le dichiarazioni dei redditi, ma poi ci occupiamo di tutto quel mondo di tra virgolette quello che chiamiamo anche contenzioso, ossia tutte quelle comunicazioni che l'Agenzia Entrate a volte manda a casa alle persone e che di fatto insomma, un soggetto come appunto è il CAF, che è intermediario, può aiutare sicuramente in tutto questo mondo a gestire. È sul Sole 24 Ore di oggi, tra le altre cose, un articolo dell'Agenzia Entrate in cui appunto dice che Civis, si chiama così, è un canale proprio che è aperto dall'Agenzia delle Entrate e che di fatto sarà l'unico canale, quindi un canale informatico digitale, per poter gestire le eventuali comunicazioni che l'Agenzia manda a casa. Quindi è chiaro che una persona che è un po' insomma nel settore un po' digitale, che si arrampica insomma con computer e quant'altro, magari può essere autonomo e farcela. Di fatto siamo noi i punti di riferimento anche per l'Agenzia Entrate nel territorio, e quindi siamo a disposizione naturalmente qualora l'utente dovesse ricevere una eventuale comunicazione, cartella, insomma di qualsiasi natura. A tal proposito approfitto e magari aggiungo direttamente, ma magari poi ne parliamo successivamente, da gennaio, proprio in virtù di questa necessità di comunicazione stretta tra agenzia e cittadini, noi siamo diventati da gennaio punto send, quindi i nostri sportelli distribuiti in tutta la provincia di fatto diventano degli sportelli in cui una persona può accedere, può insomma passare, e se ha ricevuto una comunicazione tra virgolette digitale e non è in grado perché insomma col telefonino non riesce a scaricarla o non sa come fare, ecco, è sufficiente passare proprio in una delle nostre sedi e velocemente, possiamo dirlo insomma anche con Sara, è possibile da parte nostra accedere appunto alla banca dati insomma dell'agenzia e andare a scaricare proprio quell'atto. A volte purtroppo sono delle sanzioni, sono multe, però insomma non solo, perché anche l'INPS sappiamo che utilizza questo canale, voglio dire, per poter inviare delle comunicazioni ai pensionati, quindi sappiamo che insomma digitalizzazione sì, però naturalmente insomma sappiamo che ci sono tante persone, ma che non va di paro paro con l'età, voglio dire, certo. A volte ci sono delle difficoltà proprio tecnologiche, e quindi insomma ecco, noi siamo proprio insomma dei soggetti a cui ci si può affidare per poter eventualmente scaricare anche questo tipo di comunicazioni. Ecco, sempre attraverso le slide, Monica, vediamo anche in sintesi alcune novità, sempre parlando di dichiarazione dei redditi.
Sì, io le cito solo perché poi lascio eventualmente la parola a Sara, che ci può aiutare a entrare nel merito dei tecnicismi. Ci sono sicuramente delle novità che vanno ad impattare sui carichi familiari, la prima cosa sicuramente, ci sono delle novità importanti, ci sono poi delle novità naturalmente anche sulla tassazione per la rimodulazione degli scaglioni dell'IRPEF e insomma sicuramente dei bonus e delle detrazioni che sono andati ad aggiungersi. Ecco, io ricordo sempre che la dichiarazione dei redditi è un adempimento, sì, però è anche un'opportunità e quindi personalmente per l'esperienza che ho non termino mai insomma di ripeterlo e ribadirlo, ma non per un tornaconto, ma semplicemente perché poi Sara vi dirà che ci sono stati e ci sono dei problemi importanti sull'emissione delle CU, ossia quelle certificazioni reddituali ad esempio che certificano il reddito che un'azienda o l'INPS stesso ha corrisposto a lavoratori e pensionati. Purtroppo per una serie di insomma, elementi queste CU sono errate, quindi è stata fatta una prima emissione, sono sbagliate in alcune caselline, si sta attendendo che vengano riemesse, però poi Sara appunto vi spiegherà che il fatto di lasciare magari io solo quella certificazione di reddito, so che non ho speso nulla e quindi si parte dal presupposto che siccome non ho speso nulla, lo Stato non deve tornarmi nulla. In realtà non è così. Anche chi ha solo quella certificazione di reddito, quelle caselline che contengono dei dati che si trasformano in euro perché sono soldi, a volte si tratta di detrazioni, di magari ulteriore detrazione non data, familiari che non sono stati inseriti nella maniera corretta o comunicati all'azienda e quindi voglio dire attraverso la dichiarazione 730 è possibile andare a diciamo recuperare quelle somme che in quella semplice certificazione magari non sono state attribuite, quindi è bene farla controllare comunque in ogni caso. E allora insomma ecco, novità ce ne sono tante, magari insomma una per volta. Sara, il nostro impegno è quello di informare naturalmente le persone di passare per fare anche un mero controllo, poi insomma ognuno è libero di scegliere, certo, insomma, questo se è il farla o non consiglio. farla. Prima di passare la parola a Sara, Monica Giomo, io chiuderei questa prima parte parlando del mondo delle partite IVA, perché tra l'altro voi state anche avendo nuove figure professionali che si stanno rivolgendo a voi. Sì, allora il mondo delle partite IVA di fatto è un mondo tanto ampio. Noi abbiamo la fortuna come provincia di Treviso e come CAF CGIL della provincia di Treviso di aver seguito queste figure da molti anni perché il nostro servizio di fatto è partito quasi con la costituzione di fatto del CAF, quindi parliamo insomma di una quindicina d'anni fa. Nel tempo chiaramente anche qui abbiamo visto un'evoluzione di quello che è il mondo del lavoro. Perché? Perché giustamente ci sono delle figure professionali che o decidono oppure sono portate a dover aprire la partita IVA e queste figure di fatto, a differenza di una persona fisica che predispone il modello 730 o il modello redditi, ha degli adempimenti contabili, amministrativi, fiscali un attimo più importanti e che deve gestire nell'arco dei 12 mesi. Noi ad esempio non si tratta solo di aprire e chiudere la partita IVA in Camera di Commercio, ma si tratta di registrare le fatture, versare i contributi, ci sono una miriade di casse, chiaramente a seconda del settore in cui questo soggetto decide di aprire la propria attività. Quindi andiamo dai medici, dall'ingegnere, dal pittore, dal designer e in quest'ultima diciamo periodo si stanno sviluppando le figure dei rider e dei global advisor. Sentiamo queste insomma, terminologie giustamente anche alla televisione o sui quotidiani. Si stanno diciamo, appoggiando al nostro CAF CGIL
proprio perché hanno necessità di avere una gestione particolare di tutta questa serie di adempimenti. In particolare i Global Advisor sono dei consulenti finanziari, sono delle figure che hanno un contratto misto, gli viene chiesto infatti di essere sia per una parte dipendenti, lavoratori dipendenti, e per l'altra parte di dover aprire la partita IVA, per rendere la cosa semplice. Sono un ramo di Banca Intesa, quindi provengono dal settore bancario, e gli viene proprio chiesto di abbinare questa formula di assunzione. Quindi nel nostro caso, naturalmente, come servizio fiscale della Camera del Lavoro di Treviso, siamo in grado di fatto di assisterli per ambo le parti, perché sia dal lato di lavoro dipendente naturalmente abbiamo i funzionari della categoria che si occupano appunto del settore dei bancari, che li possono aiutare rispetto a quelle che sono le norme contrattuali. D'altro canto, per quanto riguarda appunto l'ambito fiscale, con Carla Antonella, insomma, che sono le due colleghe che seguono per la provincia questo servizio, appena sarà possibile cominciare, li seguiranno in tutti i loro adempimenti fiscali. Quindi sono figure che l'anno scorso magari non c'erano, ma appunto sono delle nuove formule di assunzione che sicuramente potranno anche svilupparsi per altri settori. Certo. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno, senta, io volevo dirle alla signora che io sto guardando della CGIL di Treviso, del CAF di Treviso, perché io ho letto su internet che praticamente l'INPS adesso sta rivalutando gli errori che ha fatto, non so se sia vero, perché hanno sbagliato le aliquote sui 730 e praticamente io mi trovo con i 10.000 euro che devo scaricare spese dentistiche a prendere solo 600 euro, ha capito, il prossimo luglio, e comunque sono in naspi. Volevo chiedere se è vero, perché non so, io l'ho letto su internet, su Sky, e non so se sia vera questa cosa, perché se no vado a vedere se me l'hanno rivalutata, ha capito, l'aliquota. Ma il trattamento di pensione? Cioè il trattamento di pensione, mi perdoni che... No, non è il trattamento di pensione, è l'aliquota che fa l'INPS, giusto? Sì. L'INPS, la tassazione. Praticamente ha un'aliquota tanto bassa, ha capito? Okay. E ho letto su internet che hanno fatto degli errori sulle aliquote, l'INPS, e adesso le stanno rivalutando, stanno praticamente rivedendo tutti gli errori che hanno fatto. Questo non so se sia vero, perché se è vero io ho scaricato 10.000 euro quest'anno e ne prendo solo 600 euro a luglio, ha capito? Ok. Cioè praticamente c'è stato un errore dell'INPS che sta rivalutando le aliquote perché ha sbagliato, le ha messe basse, ha capito? Allora, sì. Allora, prego Sara. Sì, molto probabilmente la signora sostanzialmente ci sta dicendo che il rimborso che lei ha avuto dal 730 è basso, ma questo potrebbe dipendere più dagli errori dell'INPS, dal fatto che avendo un reddito basso, diciamo l'aliquota IRPEF che si paga è più bassa, mentre le detrazioni IRPEF sono più alte. Questo fa sì che la nostra capienza fiscale, così che si chiama, sia ridotta, per cui per queste persone, se sostengono delle spese elevate, anche se queste spese possono dare ad esempio un rimborso virtuale di 1.000 euro, però 600 di IRPEF sono stati pagati nell'anno, 600 è il rimborso che si può portare a casa. Però quello che diceva la signora, il fatto che le certificazioni uniche dell'INPS siano sbagliate, non è del tutto così fuori luogo, nel senso che ogni anno l'INPS riemette migliaia di certificazioni uniche per errori vari. Allora, dobbiamo anche tener conto che l'ente pensionistico, che eroga anche quelle che sono le NASPI, le disoccupazioni varie, quindi i redditi a sostegno dei cittadini, hanno un bacino chiaramente di utenza molto ampio, per cui è possibile che nella fase di calcolo durante l'anno ci siano degli errori che poi magari vengono fuori in un secondo momento.
Quindi il fatto che l'INPS riemetta l'ECU non è una cosa così, sì, è una cosa nota, nel senso ogni anno succede. Quello che è successo quest'anno, per la maggior parte di quello che sappiamo adesso e che sono stati rimesse il mese scorso, riguarda l'erogazione della somma aggiuntiva. Allora, la somma aggiuntiva è una di quelle novità che sono state introdotte nel 2025, perché nel 2024 noi avevamo un sistema diciamo di incentivo al lavoro dipendente che nasceva dalla decontribuzione. Cosa voleva dire? Che lo Stato copriva una parte dei contributi che doveva l'azienda per il proprio dipendente. Io dipendente avevo un imponibile fiscale più basso e questo generava una tassazione più bassa. Chiaramente non stiamo parlando di migliaia di euro, però il meccanismo era questo, quindi imponibile più basso equivale nel fisco a una tassazione più bassa. Okay? Questo sistema non è più stato rinnovato nel 2025, abbiamo invece un sistema di aggiunte. Allora, fino a 20.000 euro di reddito complessivo per i lavoratori dipendenti abbiamo una somma aggiuntiva che viene aggiunta con una serie di calcoli molto particolari. Per i redditi invece tra 20.000 e 40.000 ci sono questi 1.000 euro che si chiamano ulteriore detrazione e che vengono erogati in maniera fissa o in maniera calante a seconda dello scaglione di reddito in cui il lavoratore dipendente si trova. Ecco, relativamente a questa somma qui, l'INPS inizialmente ha sbagliato a compilare la certificazione unica, soprattutto per quello che riguarda coloro che percepivano la NASPI, perché queste somme aggiuntive vengono riconosciute solo per i lavoratori dipendenti e i redditi assimilati al lavoro dipendente che rientrano in un particolare articolo di legge e quindi quello che riguardava l'INPS riguardava le NASPI che non riconosceva la somma aggiuntiva, quindi all'interno della certificazione che ormai si è popolata di una serie infinita di quadratini, di sezioni, di numeri vari, all'interno di questa sezione c'era diciamo, un numero che faceva sì che se io avessi fatto la dichiarazione dei redditi al cittadino, questo cittadino non si trovava riconosciuta una cifra che gli spettava. Non è solo l'INPS ad aver fatto questi errori, abbiamo visto che abbiamo avuto problemi anche con le casse edili, piuttosto che con alcune interinali. I problemi purtroppo nascono dal fatto che quando il legislatore inserisce all'interno di quella che è la tassazione ordinaria delle modifiche strutturali senza però diciamo un supporto chiarificatorio dietro, perché su queste cifre che sono state introdotte dal 1° di gennaio dell'anno scorso, i primi chiarimenti sono arrivati a maggio-giugno dall'Agenzia delle Entrate, capite bene che poi se non ci sono chiarimenti chiari è possibile che in fase di compilazione della certificazione unica poi si verifichino degli errori che insomma possono dar adito a problemi durante la dichiarazione dei redditi. Grazie, grazie Sara, tra pochissimo torniamo a parlare con lei per entrare nel merito proprio della dichiarazione dei redditi, prima però qualche minuto di pubblicità. Rieccoci in diretta, stiamo parlando di scadenze fiscali, prima di fiscali per entrare nel merito dei documenti. Per la dichiarazione dei redditi abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Posso chiedere un'informazione? Mi trovo nella pensione con dei soldi detratti, c'è qualcosa che non compete, è successo qualcosa? Perché io lavoravo abbastanza anni, più di 43 anni, e ho visto soldi in meno, è successo qualcosa, volevo un attimo sapere.
Bisognerebbe avere il cedolino, se ci vuole lasciare il Signora, nome, facciamo numero, così, volentieri. lasci il numero ai colleghi in regia in modo che poi Monica la possa ricontattare, perché serve naturalmente vedere la documentazione, capire anche, fare immagino un confronto con il passato in modo per poterle dare una risposta il più corretta possibile, per cui lasci pure il numero e poi la ricontattano. Grazie. Va ben, passatemi la redazione. Sì, adesso le staccano dalla diretta e le riparla e parla di nuovo con il collega che le ha risposto. Grazie signora e grazie a Marco e Francesco in regia. Allora Sara, abbiamo capito a grandi linee quello che è il grande panorama delle dichiarazioni dei redditi, vediamo adesso quello che spaventa tutti noi quando poi arriviamo a fare la dichiarazione dei redditi, la paura di aver dimenticato qualche documento. Che documenti servono per essere a posto? Allora, innanzitutto un consiglio è quello di portare la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente per due motivi fondamentali. Allora, in primis, questo ci permette di accedere alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che vuol dire assistere in maniera più puntuale e precisa il cittadino che ci si siede di fronte e che noi intervistiamo per aiutare a compilare la dichiarazione dei redditi. In seconda battuta è proprio la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente che ci permette di porre le giuste domande, perché se noi già partiamo nel capire chi sono i familiari a carico, quali sono le proprietà, quali sono più o meno le spese che il cittadino di solito porta a casa, possiamo capire se magari già si è dimenticato qualcosa, un po' anche, come dicevo prima, attraverso i dati della precompilata, cioè se noi vediamo all'interno dei dati della precompilata magari che ci sono delle spese, a volte anche, sembrerà strano, piuttosto ingenti, che il cittadino sia dimenticato, possiamo farlo presente e quindi riuscire a inserire l'onere all'interno della dichiarazione dei redditi. Quindi in primis armatevi del 730 dell'anno precedente. Ok, poi chiaramente la documentazione relativa ai redditi, che possono essere le certificazioni uniche piuttosto che i contratti d'affitto, i giustificativi delle spese, quindi la fattura insieme al pagamento, perché vi ricordo che dal 2020 per alcuni oneri, soprattutto quelli detraibili, che sono poi quelli che maggiormente vengono inseriti dentro la dichiarazione dei redditi, per essere detraibili hanno l'obbligo del pagamento tracciabile, che può essere il POS, il bonifico, il versamento postale, piuttosto che il PagoPA. Ecco, tracciabile non per forza vuol dire pagamento elettronico, come a volte ci si confonde, ma vuol dire solo che, diciamo, l'amministrazione finanziaria può avere un tracciamento di chi ha effettuato il pagamento. Questo perché la regola generale all'interno della dichiarazione dei redditi è che chiaramente entro poi i parametri stabiliti dalla legge per ogni tipologia di spesa, detrae chi sostiene la spesa, molto semplicemente. Okay? Posso interrompere, sì, che abbiamo una telefonata, certo. Così poi completiamo il ragionamento. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, senta, non c'entra niente con questo, volevo solo chiedere, io avanzo dei soldi dall'ACI per un bollo, diciamo che dopo è stata cambiata la macchina, però non me lo passano perché non ho l'IBAN, non c'è niente da fare? Chiedo scusa, avanza una parte di bollo di auto. Ok. Allora il problema, signora, è che ormai gli enti pubblici o comunque le amministrazioni che pur essendo privatizzate svolgono funzioni pubbliche non possono più rifondere in contanti. A volte c'è il bonifico domiciliato, però non tutti accettano questa soluzione, per cui purtroppo chiedono i dati del conto corrente per accreditare la somma. Non ho un conto corrente, perciò niente. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei, grazie signora. Sara, avere il precompilato ci mette al sicuro da qualsiasi mancanza? Allora, avere a disposizione i dati della precompilata è un aiuto, ok? Chiaramente è un aiuto anche perché, l'abbiamo detto più volte in questa trasmissione quando ci ospitate,
Il sistema fiscale italiano è molto complesso. Spesso i cittadini si lamentano del fatto che devono venire presso un intermediario a fare la dichiarazione dei redditi, mentre in altri paesi europei è tutto più semplice, fa tutto lo Stato e via discorrendo. E la verità è che il nostro sistema è molto complesso e ogni anno su questa macchina già farraginosa di suo ci si mette qualche pezzettino che va a complicare di più la faccenda piuttosto che semplificare e snellire. Quindi il precompilato o comunque i dati che sono dentro questo contenitore sono utili perché magari scopriamo che il figlio che pensavamo di avere a carico non è perché ha fatto il lavoretto estivo, gli hanno dato la certificazione unica e magari lui si è dimenticato, non ci ha pensato di darla ai genitori che vengono a fare la dichiarazione dei redditi. Oppure ho sostenuto una spesa a gennaio, ho comprato, non so, il climatizzatore, adesso a gennaio magari è difficile il climatizzatore, però non so, ho cambiato i serramenti, insomma, adesso per dire delle spese molto semplici. E è passato un anno e mi sono dimenticato che c'avevo la fattura, il bonifico messo dentro il cassetto e magari è l'operatore che mi dice no, ma mi risulta che magari c'hai anche questo, è veritiero questo dato. Ecco, noi dobbiamo prendere questi dati sempre come un aiuto, non come una verità scolpita nella pietra, perché a volte questi dati vengono disattesi. Faccio un esempio molto semplice, noi abbiamo il sistema tessera sanitaria dove vengono caricate tutte le spese sanitarie che noi facciamo, però può succedere che lì dentro ci siano delle cose che noi abbiamo sostenuto ma che di fatto non ci sono. Ad esempio andiamo all'ASL a fare gli esami del sangue, abbiamo quel bellissimo totem quando andiamo a pagare, no? E ci chiede, vuoi inviare i dati al sistema tessera sanitaria? Ora a volte, per paura chissà cosa facciamo, schiacciamo il no. Ecco, quel no non vuol dire non faccio sapere a nessuno cosa sono venuta a fare qua, vuol dire non faccio sì che l'ASL comunichi all'Agenzia delle Entrate questo dato, quindi noi là dentro non ce l'abbiamo, però quella spesa chiaramente è detraibile. O sono andato a comprare il materasso, l'apparecchio acustico e ho speso anche tanti soldini perché sono dispositivi medici che costano parecchio. Ecco, i rivenditori di questi apparecchi non hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate questi dati, quindi là dentro quell'importo lì non c'è. Vado a fare una spesa sanitaria all'estero, chiaramente mi sposto in un altro Stato, che quindi per quanto ci siano scambi tra gli Stati europei, chiaramente non prevede cose così affinate, quell'importo lì non c'è, però stiamo parlando sempre di spese che sono potenzialmente detraibili e che in quel contenitore lì non ci sono, quindi deve essere la persona che li va ad aggiungere a quello che il contenitore già conosce. Abbiamo un altro telespettatore o telespettatrice in linea, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Marco. Buongiorno Marco, prego. Senta, volevo chiedere per mia mamma che c'è un imponibile INPS di 28.000 euro all'anno di imponibile INPS, paga la stessa percentuale di uno che ha 55.000 euro imponibile INPS all'anno, ma le sembra giusto che uno che prende quella percentuale paga la stessa percentuale di IRPEF? Non mi sembra tanto giusto, no? Cosa ne pensate? Sì, questa era più che una domanda, una constatazione, ecco, un'amarezza condivisa. Certo. Diciamo che per lo scaglione di reddito in cui si trova la mamma del signor Marco, in realtà negli ultimi 2 anni c'è stato un abbassamento dell'aliquota IRPEF, perché noi siamo partiti nel 2021, ne avevamo 5, adesso ne abbiamo 3 e nel 2026 lo scaglione di mezzo si vede ridotta l'aliquota. Il problema è che questo diciamo, sistema di riduzione delle aliquote che doveva venire incontro chiaramente ai redditi più bassi, in realtà non dà un grande vantaggio. È vero che si pagano meno tasse perché l'aliquota è più bassa, questo è vero, però
quel margine in più che diciamo rimane nelle pensioni. Conosciamo tutti qual è la situazione economica degli ultimi anni, viene puntualmente eroso dalle difficoltà, dall'innalzamento dei costi della vita che abbiamo visto in questi anni, quest'anno tra l'altro in maniera anche più grave. Dall'altra parte non c'è un controaltare di servizi erogati dallo Stato che possano compensare la perdita di acquisto dei cittadini, purtroppo. Quindi mi viene da dire che purtroppo la coperta è corta e coprire un po' tutti è un po' difficile. Certo, il signor Marco ha ragione, i redditi più bassi sono poi quelli che pagano di più lo scotto di queste problematiche. Assolutamente sì. Sara, un'ultima cosa per chiudere questo capitolo: quando usciamo dai vostri uffici con la nostra busta, con tutti i documenti, quella busta non è un qualcosa da dimenticare ma qualcosa da conservare, e le chiedo anche per quanto tempo vanno conservati tutti questi documenti. Allora, chiaramente la busta che viene fornita ai cittadini quando escono dai nostri uffici non è un orpello, sì, un ricordo di un evento quotidiano, ma chiaramente è l'insieme di tutta la documentazione che è stata utilizzata per elaborare la dichiarazione dei redditi. Il fatto di tenere tutti i documenti all'interno della busta ha un suo perché. Chiaramente periodicamente l'Agenzia delle Entrate fa dei controlli, alcuni a campione, alcuni più mirati, utilizzando quel famoso contenitore di cui parlavamo prima, fa dei controlli sulle spese, quindi chiede al CAF in primis, in seconda battuta può chiederle anche al cittadino a seconda dell'onere di cui stiamo parlando, può chiedere la verifica del dato che è stato inserito nella dichiarazione dei redditi. Quindi il fatto di conservare tutto là dentro fa sì che nel momento in cui ci sia questo tipo di controllo, il cittadino sappia dove andare a reperire il documento. Chiaramente noi abbiamo per legge una copia dei documenti che il cittadino ci fornisce, però può succedere che magari la scansione non sia leggibile, magari due documenti si sono sovrapposti, per farvi degli esempi di cosa purtroppo può succedere, per cui magari anche noi siamo costretti a chiamare la persona e dire guarda, bisogna che tiri fuori la busta perché ci chiedono la documentazione. Quindi in primis questo, perché so che c'è qualcuno che gli piace avere i suoi contenitori con tutta la cosa dell'assicurazione, tutte le cose del mutuo e quant'altro, che possono essere utili in altre casistiche, però quando facciamo il 730 il fatto di dividere le cose poi può creare dei problemi a reperire i documenti che servono. Le dichiarazioni dei redditi e i documenti quindi che sono inseriti all'interno da normativa devono essere tenuti 5 anni, però se ci sono oneri pluriennali, faccio ad esempio semplicissimo il mutuo piuttosto che la ristrutturazione o la riqualificazione energetica, che quindi hanno un recupero che non si esaurisce nell'anno ma che si esplicita nella pluralità degli anni successivi, ecco, in quel caso lì la documentazione inerente si deve tenere quindi nell'arco in cui tu usufruisci dell'onere e nei 5 anni successivi all'ultima dichiarazione dei redditi in cui hai usufruito di quell'onere lì. Quindi, per farla molto semplice, per le ristrutturazioni sono 15 anni, per i mutui dipende chiaramente da quanti anni dura il mutuo, ecco. È consigliato insomma tenerli lì perché non si sa mai. Monica, un passaggio sulle novità per quanto riguarda la FEA, che è che cosa? È una firma elettronica avanzata, di fatto è una firma digitale equivalente alla firma autografa fatta sulla carta. Questa firma consente sostanzialmente di velocizzare il processo di appunto stampa della dichiarazione. L'utente nel momento in cui si accomoda davanti a noi apporrà la
propria firma su una tavoletta grafometrica e di fatto però non sarà più costretto a firmare il cartaceo in tutte le parti in cui il modello lo prevede. Naturalmente da quest'anno, proprio perché parlavamo inizialmente di digitalizzazione, noi faremo in modo sostanzialmente di avvisare chi appunto viene presso i nostri uffici che la propria dichiarazione dei redditi, ricollegandomi anche a quello che spiegava appunto Sara, proprio anche in termini di conservazione, può averli digitalmente all'interno del proprio cassetto fiscale. C'è un'applicazione gratuita che noi mettiamo a disposizione di tutti coloro i quali vengono presso i nostri sportelli e sostanzialmente una volta che la dichiarazione viene elaborata, stampata e poi trasmessa, quindi abbiamo l'invio all'Agenzia Entrate, quella dichiarazione uno la trova comodamente nel proprio cassetto, sia accedendo allo smartphone oppure accedendo attraverso un PC che può avere a casa. Quindi in qualsiasi momento, diciamo, non è necessario avere il fascicolo cartaceo che sicuramente noi provvediamo a consegnare ancora quest'anno a tutti senza alcun problema, però ecco, volevo già anticipare che dall'anno prossimo, proprio per anche sì, andare incontro a quello che è un processo, insomma, un po' di snellimento della carta, ecco, di insomma togliere un pochino quello che è il problema dell'ecosistema, cerchiamo, per chi naturalmente non è digitalizzato non c'è problema, noi continuiamo naturalmente a consegnare la copia cartacea. Ecco, questa applicazione, ricordo, nel momento in cui uno viene a fare la dichiarazione dei redditi, consegniamo un foglio con all'interno un link semplicissimo o l'applicazione da poter scaricare, come si fa sovente, sul proprio cellulare. È un'operazione molto semplice, comunque l'applicazione è gratuita e, ripeto, consente di avere sempre a portata di mano, ormai diciamo che il futuro è anche abbastanza questo, anche quando le persone si rivolgono presso i nostri sportelli a volte non hanno con sé tutta la documentazione, e Sara potrà insomma confermarlo, a volte con il proprio smartphone accede al sito della banca, all'assicurazione, scarica le spese dell'istruzione del figlio che magari ha dimenticato, proprio per fare un controllo puntuale con i dati che vengono trovati all'interno della precompilata. Quindi ecco, la nostra volontà è quella di facilitare, non complicare quello che può risultare insomma un atto burocratico che insomma uno giustamente sa già che deve arrivare con tutta la documentazione e a volte non sempre ce l'ha. Ecco, questo è un sistema per semplificare. Sara, chi può utilizzare il modello 730 con sostituto e chi senza sostituto? Allora, come diceva Monica in apertura, ormai il 730 è il modello più utilizzato dai dipendenti e dai pensionati. Tra l'altro negli ultimi anni c'è stato anche un ampliamento della platea, per cui questo modello ha visto persone che prima utilizzavano il modello redditi persone fisiche, che è il modello alternativo, il 730, dirottarsi verso appunto il 730. Anche perché nell'ottica dell'amministrazione finanziaria il 730 è un modello semplificato. Ora, negli ultimi anni si sono aggiunti anche quadri che semplificato l'hanno reso poco, però l'idea è quella di avere un modello più snello da leggere. Su questo fronte, questo ve lo posso confermare, il modello redditi è un modello molto più complicato da leggere, che richiede un po' di esperienza nel settore. Il modello 730 invece è un modello diciamo un po' più visivo, ecco, per cui tanti dati sono riportati in maniera più puntuale rispetto al suo controaltare. Quindi è diciamo il più usato, appunto, come dicevo prima, tra dipendenti e pensionati e non solo, però in due modalità diverse, con sostituto e senza sostituto. A livello di calcoli di compilazione non ci sono differenze, le differenze poi stanno nella strada che prende la liquidazione, quindi l'eventuale rimborso piuttosto che l'eventuale debito che può scaturire dal modello dichiarativo. Chiaramente se ho il sostituto, lo dice la parola, vuol dire che ho un datore di lavoro che nel momento in cui ci sarà la liquidazione, quindi ci sarà il credito piuttosto che il debito, che può svolgere questa funzione.
che può quindi erogarmi l'eventuale credito o può trattenermi nelle modalità che io stabilisco all'interno del modello 730 il debito che viene fuori dal dichiarativo. Il modello invece senza sostituto è per chi il sostituto non ce l'ha. Sostituto non è nemmeno il datore di lavoro privato che ha le proprie dipendenze, la colf, la badante, il giardiniere, perché lui, essendo un privato, non ha questa funzione. Quindi chiaramente diciamo i soggetti che svolgono queste attività lavorative sono i soggetti che poi utilizzano ad esempio il 730 senza sostituto. Quindi il 730 senza sostituto lo utilizzano i soggetti che non hanno il sostituto o che per qualche motivo non vogliono far sapere al proprio datore di lavoro la liquidazione della propria dichiarazione, a volte perché sono debiti alti e quindi preferiscono pagare in proprio e non far transitare il tutto attraverso la busta paga, o perché proprio non vogliono far sapere, insomma, le loro cose personali. Che differenza c'è? Abbiamo detto che il sostituto transita tutto attraverso la busta paga, quindi io, una volta che ho fatto la dichiarazione dei redditi, in linea di principio mi devo preoccupare poco, perché sarà il mio datore di lavoro che mi erogherà il credito o eventualmente mi tratterrà il debito, che io decido a priori se trattenere in un'unica volta oppure se trattenerlo a rate. Allora, le rate riguardano il saldo e il primo acconto. Posso fare, se vengo presto, un massimo di 6 rate, ok? Chiaramente più mi attardo nel corso dell'anno a presentare la dichiarazione, più queste rate si assottigliano chiaramente, perché sono rate mensili. Poi c'è il secondo acconto, che invece quello per forza di cose viene trattenuto in un'unica soluzione a novembre, però ho anche la possibilità, ad esempio verso settembre, di dire: io avevo una dichiarazione a debito, però quest'anno dovrei essere grosso modo a posto, perché ho lavorato sempre nello stesso posto, non ho affitti, non ho cose strane, per cui vorrei non pagare il secondo acconto. Allora cosa si può fare? Si può rivolgersi ai nostri uffici, se avete fatto la dichiarazione da noi, vi prepariamo una letterina da portare al datore di lavoro per chiedergli di non trattenere il secondo acconto, e così opererà il sostituto d'imposta. Il senza sostituto invece da questo punto di vista è diverso, perché abbiamo detto qua il sostituto non c'è, quindi se dalla dichiarazione dei redditi scaturisce un credito, questo credito verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate. Chiaramente se comunicate l'IBAN all'Agenzia delle Entrate, diciamo entro il mese di ottobre, il credito vi viene erogato direttamente sul conto corrente. Questo velocizza di molto il rimborso, perché abbiamo visto che ci sono rimborsi anche oltre il mese di marzo dell'anno successivo. Se invece la dichiarazione è a debito, lì c'è un modello che si chiama F24 che permette al cittadino di fare tutti i versamenti. Tra l'altro le rate che si possono fare non sono più 6 ma sono 7, quindi ne avete una in più, e in autonomia potete versare. Poi se preferite c'è anche la modalità F24 telematico, quindi ci consegnate l'IBAN del vostro conto corrente e noi provvediamo a inviare all'Agenzia delle Entrate le deleghe di pagamento, oppure potete prendere le deleghe, gli F24 che vi diamo, andare in banca, consegnarli alla banca e sarà la banca poi con le cadenze mensili a provvedere al pagamento. Se poi succede che per qualsiasi disguido non ricevete il rimborso o non vedete le trattenute, non vi preoccupate, tornate diciamo da noi, perché ci sono vari motivi. Ad esempio avete indicato il sostituto d'imposta dell'anno scorso, ma nel frattempo avete cambiato il datore di lavoro. Nella vostra dichiarazione dei redditi ci sono dei dati abbastanza discordanti con l'Agenzia delle Entrate, per cui l'Agenzia delle Entrate vi ha bloccato il rimborso in attesa di ulteriori controlli.
oppure magari il datore di lavoro ha appena cambiato il consulente, non è riuscito a scaricarsi il 730/4, che è la liquidazione che viene fornita al datore di lavoro. In qualche maniera, insomma, coordinandosi anche col datore di lavoro, riusciamo a risolvere questi problemi. Mai disperare. Grazie a Sara Franchetto, grazie a Monica Giomo, grazie a voi per averci seguito. Siamo in chiusura, la nostra programmazione continua e alle 15:45 ci sarà il film Parla più forte. Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora a Monica e a Sara.